prevenzione e gestione delle emergenze, calamità naturali, alluvioni e l'assistenza immediata alla popolazione colpita. Con l'obiettivo di coordinare tutti i soggetti coinvolti, la provincia di Vicenza insieme alla regione ha organizzato il primo corso di formazione di protezione civile rivolto agli amministratori. Tanti volontari impiegati purtroppo spessissimo nell'ultimo periodo, nell'ultimo anno i COC sono stati aperti 4 o 5 volte per ogni singolo ente, ogni singolo comune. Quello che c'è da aggiungere secondo me è la necessità di avere personale a supporto di questi volontari e quindi partire con una proposta che possa prevedere una sorta di guardia nazionale sul modello americano dove i giovani possono svolgere un servizio civile obbligatorio. Così sindaci del territorio, assessori, tecnici, coordinatori delle organizzazioni di volontariato hanno partecipato al corso di teoria e simulazione pratica nell'area dell'Unione Montana Pasubio Piccole Dolomiti, proprio per prepararsi al lavoro di squadra e coordinamento, atto a rispondere nel tempo più rapido possibile alle situazioni di emergenza. Ma la necessità di nuovi volontari passa anche attraverso una proposta. Partire con una proposta che possa trovare accoglimento con un servizio civile obbligatorio, dare del tempo alla collettività, ritornare a un servizio per gli altri, per la nostra comunità, ma anche portare forze nuove e competenze, sapere come si monta una tenda, come si preparano i sacchetti di sabbia, sapere come si comporta in caso di emergenza e poter aiutare i tanti volontari che purtroppo sono sempre più sottoposti giorno e notte a continui interventi.